Agrigento, degrado e disservizi. In alcuni quartieri organizzate dal Movimento 5 Stelle delle petizioni popolari. Gli interventi al videogiornale Dario Piparo. Per non andare nel stesso che vengono a cercare a me. Movimento 5 Stelle al quadrivio Spinasanta, con un gazebo predisposto alla raccolta firme. L'uscita dall'euro è l'iniziativa primaria, ma il movimento è in pieno avvicinamento alle amministrative, quindi l'occasione anche di ascolto e accostamento ad alcune problematiche della città. Quadrivio ma non solo, alcuni cittadini lamentano qualcosa di assolutamente legittimo. Si pagano servizi che non ci sono in varie zone della città e le proteste non sono di certo morbide. Noi qui in periferia, a Quadrivio Spinasanta, proprio a 2 passi da questo centro, abbiamo l'assenza totale dei servizi. Gli operatori ecologici non li conosciamo, l'illuminazione dell'estate non sappiamo che cosa sia, la fognatura non esiste e sono centinaia e centinaia di famiglie che vivono in questo stato, proprio peggio al terzo mondo. Da parte sua personalmente ci sono state delle segnalazioni anche alle amministrazioni? Sì, ma da anni. La risposta qual è stata? Negativa, cioè non negativa, silenzio assoluto. Qualche promessa, ma poi di fatto non c'è stato niente di concreto. Lei vive in un'altra zona della città, non al Quadrivio ma a Maddaluse. Il problema rimane lo stesso, la tassa è alta, i servizi indivisibili si pagano, però poi fondamentalmente sono abbastanza poco garantiti. Ma il problema da noi è ancora più grave e io mi lamento con questi nostri amministratori per dire loro se da parte loro è una cosa onesta fare pagare a noi la Tasi, gente che non ha servizio di pullman perché siamo isolati, non abbiamo servizio di illuminazione, non abbiamo le fogne, non abbiamo nemmeno l'acqua a far uscire dai rubinetti perché a noi l'acqua ce la compriamo con le bonze. Ma dico, non è veramente vergognoso fare pagare la Tasi a persone che non hanno nessunissimo servizio? Allora mi chiedo, serve per fare pagare servizi alla città o questi soldi servono per pagare i loro gettori di presenza? Che incomincino loro a fare volontariato e a non percepire soldi che poi sono i soldi di noi contribuenti. Incominciassero a fare volontariato e non si prendono i gettori di presenza. All'Agrigento, ultimi per vivibilità, siamo al 107° posto con 1133 sedute consiliari. È assurdo. Trento ha soltanto 18, per ogni commissione fa 18 riunioni l'anno. Qui c'è un esubero di denaro pubblico, uno spreco di denaro pubblico eccessivo. I cittadini agrigentini debbono sapere che vengono tagliati i servizi per le persone portatori di handicap. Non ci sono i soldi per i marciapiedi, non ci sono i soldi per fare le segnaletica stradale orizzontale, non ci sono i soldi per l'illuminazione sotto per illuminare i marciapiedi, non ci sono soldi per niente, però si trovano sempre soldi per poter fare 1133 sedute consiliari con un importo di 1.280.000 euro l'anno. Cioè, se io devo pagare questa nuova imposta locale sul servizio dell'illuminazione, sulle strade, sulle fognature, eccetera, eccetera, ma poi di fatto questi servizi a me sono stati sempre negati, ritengo che non sia corretto. E ritengo che potrebbe anzi dare adito a una serie di contenziosi per la restituzione, perché è come quando uno entra in un negozio, paga per qualcosa che di fatto non gli viene consegnato. Questi cittadini che vivono in quartieri dove di fatto i servizi sono negati dovrebbero, non dico non pagare la tassa, ma sicuramente godere quantomeno di uno sconto. Questo è quello che sarebbe giusto fare e questo è quello che ovviamente i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale si impegnano fin d'ora a portare avanti per il futuro. Questo è un luogo proprio significativo della totale incapacità dei nostri amministratori di gestire persino il traffico in un quadrivio. I sindaci del centrodestra, come l'ultimo del PD, non hanno fatto assolutamente nulla per rendere più sereno il traffico, il passaggio delle macchine, dei pedoni, degli studenti in questa zona. È assolutamente incredibile. Il 5 Stelle punta fortemente il dito nei confronti del Consiglio Comunale. La produzione sovrabbondante di commissioni consiliari con relative spese addebitate al Comune sono poste in vetta. Ineccepibile da un punto di vista economico, meno da un punto di vista amministrativo. Sembrerebbe riduttivo additare il tutto al Consiglio, considerato che questo, suo malgrado, sia spesso relegato a una possibilità di incidere estremamente marginale. L'amministrazione in questo senso ha sicuramente le maggiori responsabilità e Luciana Giammanco, dopo il taglio dei servizi ai disabili, persiste
persevera in un silenzio mortificante per i cittadini e forse per il concetto di democrazia stessa. Per il comune di Agrigento 1,5 milioni.